Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo rigorosamente in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti collegamenti aperti con tutto il territorio regionale, tanta davvero la cronaca, diverse operazioni delle forze dell'ordine. C'è un furto eclatante in una ditta orafa a Bassano. Fra poco ci collegheremo con la collega Monica Smider. Poi un'operazione dei carabinieri a Venezia particolarmente importante, dove tra l'altro ieri c'è stato un maxi sequestro di droga, pensate 850 kg di cocaina trovati su una nave, quindi uno dei più grossi quantitativi mai individuati dalle forze dell'ordine. E ancora parleremo di sicurezza, andremo a Padova, a Vicenza per il PNRR, una bella storia invece di solidarietà da Treviso. Ovviamente ci occuperemo della vicenda dell'Orsa JJ4. Questa mattina il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, ha firmato l'ordinanza per l'abbattimento. Come sapete, un tema estremamente divisivo. Avremo in studio un veterinario che si occupa proprio di fauna selvatica, e poi la politica, il nodo migranti e non solo. Direi però di partire subito con la cronaca nel Padovano, perché è deceduto improvvisamente all'ospedale di Schiavonia l'uomo che lunedì a Este aveva minacciato con un'ascia i dipendenti dei servizi sociali. Ce ne siamo occupati praticamente in presa diretta. Ebbene, è stata disposta l'autopsia. È morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato nel reparto di psichiatria l'uomo di 67 anni che lunedì mattina ad Este aveva seminato il panico presentandosi nella sede dei servizi sociali, brandendo un'ascia e minacciando i dipendenti. Il pensionato Moreno Formaggio, dopo essere stato disarmato e calmato dai carabinieri e dalla polizia locale, si era convinto a salire in ambulanza per un ricovero in ospedale. Era in forte stato di alterazione, forse gli è stato somministrato un calmante. L'uomo soffriva di qualche patologia, ma quel giorno, al di là della forte agitazione, sembrava stare bene. Il pubblico ministero della Procura di Rovigo perciò ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte avvenuta 2 giorni dopo il tentato assalto ai servizi sociali. Lunedì mattina il 67enne, che era già seguito dagli uffici comunali, era arrivato con un'ascia chiedendo un contributo economico. Vedendolo armato, i dipendenti comunali hanno subito chiamato i carabinieri, che dopo una trattativa lo hanno convinto a lasciare l'ascia appena acquistata in una ferramenta. Poi ricovero in ospedale in attesa di trovare una sistemazione in una struttura che lo potesse seguire in un percorso di sostegno. Ieri mattina invece all'improvviso il decesso. Sempre la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas e l'esplosione che ha distrutto il ristorante Cacio e Pepe ad Abano Terme. Un'indagine per capire cosa abbia provocato la fuga di gas. È questo quello che vogliono chiarire gli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire le cause che ieri mattina hanno provocato l'esplosione e la distruzione della trattoria di specialità romane Cacio e Pepe ad Abano Terme. Non c'è dubbio che la deflagrazione sia stata causata dalla fuga di gas, ma cosa abbia provocato la fuoriuscita non è ancora stato appurato. I vigili del fuoco intervenuti sul posto dovranno inviare una relazione al magistrato titolare dell'indagine. Verranno controllate le bombole della cucina e quelle del fungo posizionato nel plateatico per riscaldare i clienti che mangiano all'esterno. Sappiamo senz'altro che c'è stata un'esplosione di GPL da una bombola che abbiamo trovato aperta, e poi ci sono al vaglio, diciamo, una serie di ipotesi che insieme con i carabinieri stiamo appunto valutando, partendo da quella che è comunque una situazione certa, cioè l'esplosione del GPL. Una tragedia scampata, quella di ieri in via Previtalia ad Abano. Il ristorante era nella sua giornata di chiusura, leggermente ferita solo la donna delle pulizie che stava entrando ed è stata travolta dall'onda d'urto dell'esplosione. Si è salvata e ha riportato solo qualche scoriazione. La cucina del locale è completamente distrutta, danni ingenti anche alle vetrate e alle pareti di cartongesso. Si stimano circa 50.000 euro di danni. Sono solo sconvolto, quello sì, perché ho detto tutto mi sarei mai immaginato, ma una cosa del genere no, anche perché l'ho chiuso io il locale, fughe non ce n'erano, fughe non c'erano. Ieri sera a mezzanotte abbiamo chiuso, buttato l'immondizia, fatto tutte le solite cose che facciamo
e poi ecco, è successo quello che è successo. Il locale dovrà rimanere chiuso qualche mese per i lavori di sistemazione. I residenti degli appartamenti ai piani superiori invece sono potuti rientrare in casa in serata dopo le verifiche statiche fatte dai vigili del fuoco. Vi mostro questa immagine che arriva da Crespano, siamo in comune di Pieve del Grappa, quindi in provincia di Treviso. Questo furgone è uscito di strada autonomamente poco fa. Fortunatamente, questo voglio sottolinearlo, il conducente è uscito illeso dall'abitacolo, così dunque a Crespano del Grappa. E c'è stato un incidente all'incrocio tra Corso del Popolo e via Trieste, ritorniamo a Padova. Un 22enne è stato colpito da un autobus, ora è in gravi condizioni. Era stato urtato da un autobus poche ore prima mentre attraversava la strada. Sembrava solo spaventato e invece alcune ore dopo le sue condizioni si sono aggravate. È stato ricoverato ed ora è in gravi condizioni. L'autobus stava percorrendo Corso del Popolo, sarebbe partito quando il semaforo è diventato verde. All'incrocio con via Trieste il giovane, un padovano di 22 anni, ha attraversato la strada all'altezza delle strisce pedonali, forse pensando di farcela prima dell'arrivo del mezzo pubblico, che a bassa velocità invece l'ha colpito. Soccorso del SUEM avrebbe rifiutato il ricovero in quanto si sentiva abbastanza bene. In serata invece si è presentato in ospedale ed è stato ricoverato. Sul posto per i rilievi la polizia municipale, che sta cercando di ricostruire la dinamica anche con l'aiuto di alcuni testimoni. Simone Merlo e Mattia Pizzaia dalla regia, che saluto e ringrazio, mi dicono che siamo pronti a collegarci con Bassano per il furto, un'azienda Orafa. Solo qualche secondo. Prima vi porto a Treviso, a Casier, dove è andata in scena per l'ennesima volta la truffa dei finti nipoti, così l'abbiamo ribattezzata. Mia suocera è una signora anziana di 80 anni e ha ricevuto più volte queste telefonate di una ragazza che si dichiara di essere la nipote e che ha fatto un incidente e che vuole dei soldi, ha bisogno d'urgenza di soldi. Il copione continua a ripetersi, quanto alle vittime sono sempre anziani. Stavolta la truffa dei finti nipoti ha colpito Casier, dove però la signora in questione ha subito intuito che qualcosa non quadrava, allertando i familiari. Questo il racconto della nuora. Nonostante l'età, mia suocera è anche abbastanza scaltra, ha capito subito che non era possibile che la nipote la chiamasse per un incidente, anche perché la nipote, insomma, si arrangia, insomma, è autonoma, non avrebbe mai chiamato la nonna. E quindi, fatta la segnalazione, ha esposto questa denuncia e i carabinieri gentilmente si sono preoccupati di questo e stanno sorvegliando la zona. L'aspetto più inquietante infatti è questo: molto spesso i finti nipoti sanno dove e come colpire, simulando voci e situazioni credibili. Le modalità e le tecniche che vengono utilizzate e soprattutto la raccolta di informazioni sulla vittima è oggetto proprio delle nostre investigazioni. Il consiglio, il suggerimento è quello sicuramente di avvisare, di chiamare il 112, di avvisare le forze dell'ordine su eventuali presenze sospette nel proprio quartiere, nella propria zona, perché potrebbe trattarsi appunto di malintenzionati che in qualche misura stanno raccogliendo informazioni su quello che può essere il contesto ambientale nella quale l'anziano vive. Subito a Bassano del Grappa con la nostra Monica Smiderle e Renzo Rigoni per la parte tecnica. Ve l'ho detto in apertura, questo furto davvero eclatante in un'azienda Orafa, ma ci racconta tutto la nostra Monica Smiderle. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un vero e proprio assalto, quello che è andato in scena questa notte all'azienda Oro Catena di Bassano del Grappa, azienda Orafa storica del territorio. Con me c'è Andrea Fabian, che è amministratore appunto dell'azienda. La banda che ha assaltato questa notte ha rubato 4 furgoni dal magazzino comunale che è a poche centinaia di metri dalla sede dell'azienda, ha rubato 4 mezzi, 2 furgoni, 2 auto. 3 mezzi sono stati utilizzati per sbarrare le strade di accesso all'azienda, con il quarto hanno sfondato il portone. Una volta all'interno hanno fatto saltare la cassaforte.
Sì, esatto, questa è stata il modo operandi della banda, quindi hanno sfondato sia un cancello sia dopo il portone d'entrata e dopo si sono accaniti sulla cassaforte. Con delle bombe di acetilene hanno fatto saltare appunto la cassaforte, hanno agito davvero in pochissimi minuti. Sì, la tempistica si aggira intorno ai 6-7 minuti, quindi con una velocità impressionante e anche con una tranquillità. Adesso purtroppo con queste tempistiche, anche se le forze dell'ordine si sono operate immediatamente, non sono riusciti ad arrivare in tempo. Un colpo studiato nei minimi particolari. Fabiana, lei mi diceva che questa mattina siete storditi, insomma uno lavora nell'oro ma non si aspetta mai un assalto di questo tipo. Allora, lo ci si aspetta, ci si prepara, però quando avviene non sei mai pronto, questo è il grosso problema e quindi adesso cercheremo di andare avanti, di ripristinare il tutto, ripristinare anche in modo più forte per eventuali altri assalti, sperando che non ci siano. Un assalto analogo, pensate, a quello che è avvenuto appena 2 mesi e mezzo fa ad un'azienda che lavora argento a pochi chilometri da qui a Romano Dezzelino, la ditta Livior. Anche in quel caso strade sbarrate con dei mezzi e insomma malviventi particolarmente preparati, e anche in quel caso il bottino molto ingente. Sì, purtroppo qui stiamo affrontando nel territorio una banda, è inevitabile che sia una perché hanno lo stesso modus operandi, quindi come imprenditori di aziende orfe e anche probabilmente anche di altri settori, speriamo che le forze dell'ordine riescano ad acciuffare questi malviventi. Siete preoccupati? Ma, siamo preoccupati, sì, certo, perché le difficoltà in questo periodo sono molte, quindi dobbiamo già affrontare queste come imprenditori, affrontare il mercato, affrontare tutto quello che c'è stato anche post-Covid. Quindi anche dover subire questi attacchi e queste problematiche è un surplus non indifferente. Il bottino, Christian, è molto ingente, in via di quantificazione, ma si parla insomma di svariate centinaia di migliaia di euro. Sì, purtroppo sì, adesso ovviamente in questo frangente non abbiamo potuto fare una quantificazione perché ci stiamo concentrando sulla riparazione di danni e il ripristino delle dovute accortezze di sicurezza. Christian, se ci sono domande da studio naturalmente siamo a disposizione, altrimenti restituiamo la linea. Io ti ringrazio davvero, Monica, ringrazio te e il tuo ospite per questa testimonianza importante, anche di fiducia, certo, mi verrebbe. Grazie anche ad Andrea Fabian. Assolutamente, assolutamente. Sì, ci tengo anche a dire che Andrea Fabian è vicepresidente di API Industria, qui, Confapi di Bassano del Grappa, e quindi parla a nome anche delle altre aziende del territorio che lavorano nel comparto dell'oreficeria, quindi insomma anche un ruolo istituzionale, per questo può farsi portavoce delle preoccupazioni delle aziende. Una giustissima precisazione, cara Monica, buon lavoro a te e a tutti voi. Questi quindi gli aggiornamenti da Bassano del Grappa. Noi siamo adesso pronti fra pochissimo a collegarci anche con Anna Maria Parisi e Paola Barbato da Venezia per un'operazione dei Carabinieri e non solo, ma fra qualche secondo, giusto il tempo di consentire ai tecnici di collegarsi. Noi ritorniamo a parlare di forze dell'ordine, di truffe soprattutto agli anziani. Prima vi abbiamo raccontato di questa truffa dei finti nipoti e nel Trevigiano, nel Padovano solo la settimana scorsa erano stati arrestati 3 malviventi che avevano cercato di raggirare 2 anziani. Gli uomini dell'Arma continuano gli incontri con la cittadinanza per spiegare le tecniche usate per derubare i pensionati. Continua l'opera di sensibilizzazione dei Carabinieri sul tema delle truffe ai danni degli anziani.
Incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Campodoro in collaborazione con il parroco Don Lorenzo, l'unità pastorale e la compagnia di carabinieri di Mestrino alla presenza del comandante Vincenzo Polizzotto, organizzato al centro parrocchiale. Abbiamo voluto mettere in piedi questo appuntamento per informare la cittadinanza sulle truffe che avvengono in questo periodo, spiega il sindaco Gianfranco Vezzaro. In particolare, negli ultimi giorni sono accadute 2 truffe ai danni degli anziani. La prima, con la scusa di un incidente avvenuto al figlio e della necessità di reperire soldi, il malvivente, dopo aver contattato telefonicamente l'anziano, si è recato da lui e si è fatto aprire la porta di casa, facendosi consegnare dei gioielli d'oro. La seconda, andata purtroppo a segno, è stata da parte di un finto incaricato del gas. Quando si hanno dei dubbi è importante non aprire a nessuno e contattare i carabinieri al 112 per le verifiche del caso. Come amministrazione comunale stiamo monitorando la situazione e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Così dunque i carabinieri padovani. Mi dicono dalla regia che forse siamo pronti ad andare su Venezia con la nostra Anna Maria Parisi, forse fra qualche... Eccola, la vedo. Anna Maria, buongiorno a te, Paola Barbato, e alla tua ospite. Buongiorno. So che hai tanti aggiornamenti. A te la linea. Sì, eccoci, buongiorno, siamo in diretta da Palazzo Ducale a Venezia, dove è appena terminata la conferenza stampa condotta dal Comando Nucleo Tutela e Patrimonio dei Carabinieri di Venezia. Per che cosa? Per un importantissimo recupero, quello di 2 opere d'arte che erano oggetto di ricettazione, risalenti al periodo della Magna Grecia, un'anfora e un vaso funerari adibiti al contenimento di oli pregiati e appunto recuperati dai carabinieri, ripeto, del Nucleo Tutela e Patrimonio di Venezia, grazie a un'importante indagine partita nel 2021 e relativa al monitoraggio, perché questo fanno anche i carabinieri di questo comando, al monitoraggio, dicevo, delle opere e soprattutto al fatto di dove vengono vendute, con le aste che si tenevano specialmente nel 2021, ricordiamo, in piena pandemia, quando eravamo tutti in lockdown, venivano effettuate via web, cioè le aste erano appunto via web. Adesso, per questa importante indagine, sono state deferite all'autorità giudiziaria della Procura di Roma 8 persone, sequestrate le 2 importanti anfore e le indagini sono ancora in corso. Con me, e ringrazio per essere qui con me, l'avvocato Giorgia Pea, consigliera comunale di maggioranza, che rappresenta il sindaco Luigi Burognaro. Importantissime opere che avremo l'opportunità di vedere anche in qualche nostro museo. Avvocato Pea? Beh, l'auspicio è senz'altro questo. Per ora la soddisfazione che questa importantissima indagine, frutto di una sinergia tra il Ministero della Cultura e il Comando dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale, sia partita da Venezia, come diceva appunto, durante il periodo del lockdown. Si è trattata di un'operazione importantissima perché restituisce l'arte e la bellezza ai legittimi proprietari, ovvero alla collettività, e quindi la soddisfazione intanto, e poi l'auspicio che qui a Venezia possano trovare accoglimento, naturalmente dopo tutte le verifiche che verranno fatte dal sovrintendente, che farà la valutazione su quella che potrebbe essere la collocazione ideale di questo bene, ripeto, di tutti. Ecco, un bene di tutti, dicevamo, e dal valore inestimabile. Perché? Perché innanzitutto si tratta di oggetti irripetibili e si tratta comunque di patrimoni che raccontano la storia della Magna Grecia e quindi del nostro paese. Ecco, dalla storia di ieri a quella di oggi, con un'importante operazione di cronaca che vede la finanza protagonista, in questo caso con il sequestro al largo delle acque del Lido di Venezia di ben 850 kg di cocaina. Ieri avevano riferito anche di questo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giancarlo Giorgetti. Noi abbiamo posto proprio poco fa domanda in merito a dettagli, in merito a questa operazione al prefetto di Bari, che era presente alla conferenza stampa, e insomma vi riferiremo nel dettaglio qualcosa di più nel corso del nostro notiziario della sera. Per il momento da Venezia, da Palazzo Ducale è tutto, grazie all'avvocato Pea. La linea può tornare allo studio. Grazie infinite, grazie davvero Anna Maria Parisi, con Paola Barbato per la parte tecnica. Come vedete la cronaca oggi davvero incombe. Abbiamo parlato di Guardia di Finanza, di Polizia, di Carabinieri. Ne parliamo sempre in termini di cronaca, ma adesso ne parliamo per un attimo in termini di opportunità. Perché? Perché dopo tanti anni di spending review si sono aperti i concorsi per entrare nelle forze dell'ordine, migliaia di posti disponibili e quindi tante opportunità per i giovani, per le ragazze e i ragazzi anche veneti. Questo è l'invito, ve lo mostriamo, dei Carabinieri, perché apre quindi il 143esimo, pensate, concorso per entrare nell'Arma. Questo è l'invito per immagini dell'Arma dei Carabinieri e noi ritorniamo ovviamente alla cronaca, un'operazione della Guardia di Finanza questa volta che ci riporta nel Bassanese. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno richiesto al Questore l'emissione di un provvedimento di avviso orale nei confronti del titolare di una ditta individuale, gestore di un noto emporio di vari prodotti a Colceresa. Il questore Paolo Sartori, dopo aver preso atto dei numerosi precedenti penali, fra cui condanne per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, omicidio colposo, violazioni penali in materia ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, violazioni contro la salute pubblica nel settore alimentare, ha emesso un avviso orale che è stato notificato al diretto interessato. La misura è arrivata dopo che la finanza bassanese aveva scovato una struttura di vendita ricavata abusivamente in un deposito. Nonostante le carenze rilevate e le prescrizioni di rito, il titolare aveva continuato la sua attività commerciale mettendo a rischio l'incolumità dei clienti. Poi era arrivata la chiusura e la successiva messa a norma. Questi dunque gli aggiornamenti del nostro Ferdinando Garavello dalla redazione di Bassano. E adesso andiamo a Belluno. Belluno che è sconvolto, di fatto in lutto per la morte della direttrice generale dell'ULSS 1 Dolomiti, Maria Grazia Carraro, morta ieri dopo una lunga malattia, ma fino alla fine ha lavorato a servizio della comunità bellunese. Partiamo con questo servizio di Tiziana Bolognani. Una donna forte e appassionata, attenta alle necessità di un territorio verso il quale si è messa in ascolto, col quale ha dialogato intercettando i bisogni dei suoi cittadini. Maria Grazia Carraro è stata la prima donna chiamata a guidare la direzione generale dell'ULSS Dolomiti. Donna e foresta non è un binomio semplice per una provincia come la nostra. Le avevamo chiesto il 1 marzo 2021, giorno del suo insediamento ufficiale in piena pandemia. E la dottoressa Carraro ci aveva sorriso con gli occhi, perché solo quelli si potevano vedere oltre la mascherina, ma ci aveva risposto e i fatti in questi 2 anni hanno dimostrato una lucidità, una competenza e una professionalità rare, oltre all'umanità, che è stata la molla che ha conquistato chi l'ha conosciuta.
La dottoressa Carraro ci ha lasciati in seguito all'esito di una malattia pesante, dalla prognosi invariabile, tuttavia irreversibile. 62 anni, trevigiana di origine, direttrice sanitaria dal 2016, prima dell'ULSS 4, poi all'ULSS 7. Maria Grazia Carraro è stata anche direttore medico dell'azienda ospedaliera di Pieve di Soligo e dal 2008 responsabile a interim della direzione del presidio ospedaliero di Conegliano. Laureata in medicina e chirurgia all'Università di Padova con specializzazione in igiene e medicina preventiva, la direttrice generale dell'ULSS Dolomiti è stata per l'azienda sanitaria bellunese e per tutto il territorio un punto di riferimento imprescindibile. Nel febbraio del 2022, un anno dopo il suo insediamento in trincea, in una lunga intervista, le sue parole di riconoscenza nei confronti della rete di amministratori pubblici, dei cittadini e in particolar modo del personale sanitario. Ci ho messo cuore. È stato un anno che, come dicevo prima, è stato un anno veramente di corsa dove è impossibile fermarsi. Ho trovato una realtà professionale molto brillante, che si vede poco da fuori. Credo che sia bello anche per tutto il personale che stiamo ricercando sapere che qui ci sono dei professionisti con la P maiuscola. I funerali di Maria Grazia Carraro si terranno sabato nella chiesa parrocchiale di Negrisi, in comune di Ponte di Piave, ovviamente con i familiari e i collaboratori di Una Vita, tante le autorità previste. E c'è stata un'ondata di cordoglio, non poteva essere altrimenti, in provincia di Belluno. Nel quartier generale dell'ULSS 1 Dolomiti sono calati silenzio e commozione. La notizia della morte della direttrice generale Carraro è arrivata improvvisa nel primo pomeriggio, ha lasciato attoniti e sgomenti i suoi più stretti collaboratori. Fino all'ultimo la dottoressa Carraro ha condotto l'azienda con determinazione e tenacia, portando un nuovo approccio alla sanità in montagna e non smettendo mai di guardare al futuro, scrive in una lunga nota l'azienda sanitaria delle Dolomiti, che esprime vicinanza al marito, al figlio e ai familiari della direttrice generale. Una manager di alto livello, professionista e persona esemplare per competenza e passione, dichiara Zaia, che sulla dottoressa Carraro aveva puntato per la guida dell'ULSS Dolomiti. E al presidente della regione si uniscono le parole di cordoglio dell'assessora alla sanità Manuela Lanzarin e dell'assessore Giampaolo Bottacin, che da bellunese riconosce alla Carraro la capacità di essere riuscita a rispondere al meglio possibile, con grandissimo sforzo, alle esigenze di un territorio complesso, smussando spesso angoli con competenza, determinazione e professionalità. Cordoglio da Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno e presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1, dalla collega di Feltre Viviana Fusaro, dal presidente della provincia Padrin, che ricorda la dottoressa Carraro per il suo impegno profuso nonostante la sofferenza per sostenere il diritto alla salute dei bellunesi, conservando quell'equilibrio che è dote rara e preziosa in un dirigente. Commossa la presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Berton, che di Maria Grazia Carraro scrive: ha saputo fare la differenza in una terra per la quale poteva fare ancora molto. Cordoglio anche dal mondo sindacale e politico, bellunese e regionale, e dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, che con la dottoressa Carraro aveva avviato un progetto per portare a Belluno medici, infermieri e OSS discendenti italiani. Annota l'ULSS 1. Frizzante e ricca di idee, autorevole ma con un sorriso contagioso, ha spronato l'organizzazione ad affrontare i problemi con il pensiero laterale, spingendo tutto il territorio a dare una nuova narrazione delle Dolomiti, centrata sui punti di forza per essere attrattivi. Forte la sua carica umana e la cura delle persone e delle relazioni con cui ha saputo conquistare la fiducia dei bellunesi, spingendo ognuno a dare il meglio e a non arrendersi mai, come ha dimostrato fino all'ultimo respiro. E ieri è stato il giorno del dolore a Cavazzale, frazione di Monticello Conte 8. Siamo nel Vicentino per i funerali di Giorgia Trocciola, la studentessa di 17 anni investita negli Stati Uniti. Strade deserte, serrande abbassate, qualche commerciante sull'uscio in segno di rispetto. Così si presentava a Cavazzale, frazione di Monticello Conte 8. Nel primo pomeriggio la comunità si è stretta nella chiesa di San Matteo per il funerale di Giorgia Trocciola, la studentessa di 17 anni che ha perso la vita investita in un'auto negli Stati Uniti, dove da qualche mese studiava e giocava a softball. Ho scelto di proclamare tutto cittadino perché ritengo giusto che in questo momento la famiglia di Giorgia si senta la vicinanza di tutta la nostra comunità.
e anche per dare un segnale forte e concreto ai nostri giovani. La tensione e la commozione è palpabile, in chiesa e fuori, dove campeggia una grande foto di Giorgia attorniata da palloncini bianchi e rossi. Il suo corpo è sotto l'altare da ieri sera, coccolato tra canti e preghiere da familiari, dai compagni di scuola del liceo Canova, dagli amici e dalle compagne di squadra. Il softball, il baseball femminile era la grande passione di Giorgia, che l'ha portata ad inseguire il suo sogno americano fino a Colorado Springs. Dalla forma a diamante del campo il parroco Don Giacomo Viali ha preso spunto per tessere le parole dell'omelia. Giorgia non è morta per niente, perché ci lascia questo diamante e ci lascia una eredità importantissima. Molti di voi lo hanno ricordato già ieri sera. E come dicevo all'inizio, Giorgia non smette di lanciare e lo fa anche oggi, lo fa adesso. È un lancio strano quello di oggi, è direi una palla difficilissima. Perché? Perché ci chiede impegno, ci chiede la responsabilità di vivere questo tempo, un tempo in cui spesso abbiamo la tentazione di tirarci indietro. Sulla bara rose rosse e gialle e un grande cuore rosa. 2 peluche a forma di giraffa, il suo animale preferito, e le maglie delle sue squadre italiana e statunitense, gli Spartan. Dall'America è arrivato un lungo rotolo di messaggi per Giorgia, che è stato esposto sotto il portico della chiesa. In pochissimo tempo la sua personalità solare ed estroversa aveva conquistato anche la sua comunità adottiva. Spero che lasci un esempio per tutti i nostri ragazzi e per tutti i ragazzi che la seguivano, di essere appunto la paladina e l'alfiere del coraggio e dei sogni. Mi dice adesso Simone Merlo dalla regia che siamo pronti a collegarci con la nostra Marta Marangon, che con Francesca Pezzo si trova nella sede del SUEM 118 di Treviso, dove pochi minuti fa si è concluso un evento di ringraziamento alle persone che a Casale sul Sile hanno prestato soccorso a un paziente in arresto cardiaco. Ma ci racconta tutto la nostra Marta Marangon. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno da Treviso, siamo qui nella sede, nella centrale operativa del SUEM 118 dell'ospedale Cafoncello, dove si è appena conclusa la cerimonia di premiazione di un medico, di un'infermiera e di un volontario che con il loro tempestivo intervento il giorno di Pasquetta sono riusciti a salvare la vita ad una persona, un 68enne che stava pedalando in bicicletta lungo la Restera a Casale sul Sile ed è stato colto da arresto cardiaco. La prima ad intervenire è stata proprio lei, che si trovava appunto in barca. Che cosa è successo? Noi siamo arrivati con il gommoncino in centro a Casale, eravamo scesi in terraferma dal lato della chiesa, diciamo, e di fronte a noi ho visto cadere questo signore e subito ho chiesto di portarmi col gommone dall'altra parte, perché avevamo capito che non era una semplice caduta. E sono arrivata sul luogo e il paziente era in arresto cardiaco. Ho iniziato subito il massaggio, che l'abbiamo continuato per circa una decina di minuti, e dopodiché per fortuna è arrivato il dottor Marco, che mi ha dato il cambio con il massaggio, e nel frattempo si sono occupati di prenderci il defibrillatore, che è stato il clou per salvare la vita al paziente, ecco. Ecco, dottor Marcanzina, allora anche lei, prego venga pure qui. Si trovava a passare anche lei in questa situazione, in un frangente, insomma, che grazie alla vostra prontezza di spirito, alla tempestività, ha consentito a questo signore di sopravvivere. Sì, io passavo di là il giorno di Pasquetta, ero a fare un giro anch'io sulla Greenway del Sile e sono stato avvisato da passanti che c'era una persona che aveva bisogno di aiuto, per cui pochi metri più avanti ho trovato già Giulia che aveva iniziato il massaggio cardiaco e semplicemente io mi sono sostituito a lei per continuare il massaggio in attesa dei soccorsi. Nel frattempo abbiamo avuto la fortuna di avere tempestivamente il defibrillatore che ci è stato portato da Francesco dalla parte opposta del Sile, quindi da Casale, è arrivato direttamente a noi e quindi con quell'aiuto abbiamo avuto la possibilità di riuscire a riprendere il paziente, perché con un semplice massaggio appunto sarebbe stato difficile. E quindi è stata una serie di circostanze fortunate che ci ha portato poi a questo esito e io sono davvero contento che il Signore sia in salute, insomma. Ecco, quindi un'infermiera in unità coronarica, un medico ortopedico,
qual è insomma l'importanza di saper comunque effettuare queste manovre? Perché questo signore probabilmente, se non avesse avuto la fortuna di avere due persone che sapevano fare il massaggio, molto probabilmente non sarebbe più qui fra noi. Certo, io difatti dicevo che la mia grande fortuna, e spero anche di Giulia, sia stata quella di trovarci assieme in quell'occasione. Io l'avevo fatto più volte, lei lavora in un'unità in cui è abituata a comportarsi in quel modo, quindi trovare un aiuto pronto, capace, è fondamentale, perché ci si trova in una situazione di emergenza e si sa subito cosa fare. Quello aiuta moltissimo, ha aiutato moltissimo me, questo devo essere sincero, perché poi lei ha posizionato le piastre, abbiamo scaricato, è andato tutto secondo protocollo, come va fatto, quindi sono contentissimo. Quella è stata una fortuna, ecco. Avete incontrato questo signore dopo? No, non ancora. Non l'abbiamo ancora incontrato, no. Io ho chiesto informazioni perché l'infermiere che è arrivato del SUEM a soccorrerlo era un infermiere che ha lavorato, con cui ho lavorato, per cui ho chiesto informazioni a lui i giorni seguenti e ho saputo che stava bene, e questa per me è stata una notizia ottima, perché ci ho sperato che il massaggio fosse stato efficace e fosse andato tutto per il meglio. Ecco, una serie di circostanze fortuite, compresa la sua prontezza di spirito, no? Francesco Peruzzo, che ha preso il gommone e è andato, ha attraversato il Sile, è andato dall'altra parte a recuperare immediatamente un defibrillatore. Sì, grazie anche alle persone comunque di Casale o dintorni che ci hanno portato il defibrillatore. Io ho fatto da tramite dall'altra sponda opposta, insomma, quindi tutto merito comunque va a loro, Giulia e Marco. Ecco, con questa storia davvero bella, che ha inorgoglito anche tutta la comunità trevigiana e tutti coloro che sono stati con il fiato sospeso, restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero Marta per questo bel racconto, ci ritorneremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Io vi mostro le notizie di giornata dal portale dell'ansa.it, ritardi e caos nelle stazioni, ripartiti poi i treni, come sapete è deragliato un carro di un treno merci, il traffico ferroviario è andato in tilt, ci sono state delle ripercussioni anche sul traffico ferroviario veneto, ci sono stati dei disagi ma dovuti per l'appunto ad una problematica di questo tipo. L'emergenza perlomeno sulle rotaie sta rientrando in questi minuti. Noi siamo pronti a collegarci con Padova, con Vicenza e ancora l'approfondimento politico e poi un veterinario che ci parlerà dell'orso e non solo, della fauna selvatica. Non c'è solo JJ4 e poi avremo anche un collegamento con la montagna bellunese, dove il problema c'è e si vede, viene riscontrato dagli agricoltori. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo giovedì di cronaca a nord-est. Ho un'ultima ora da darvi, la conferma è appena arrivata dai carabinieri di Treviso. Alle 7 di questa mattina, all'altezza del chilometro 7 della Postioma, siamo in comune di Villorbe, è stato soccorso dal 118 un uomo, una classe 1946, che si trova ora in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. I primi accertamenti dei carabinieri che sono giunti sul posto con i sanitari avvisati da un camionista di passaggio hanno consentito di attribuire le lesioni patite dal malcapitato rinvenuto nel prato adiacente la carreggiata che vedete all'investimento di un veicolo. Quindi si trattava e si tratta di un pirata della strada che ha investito questo signore, questo anziano, classe 1946. Sul
posto sono stati rinvenuti dai carabinieri parti di carrozzeria che dopo il violento urto avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi. Le indagini sono in corso e si spera quindi nelle prossime ore di arrivare all'autore di questo investimento. Quindi, lo ripeto, è caccia a un pirata della strada in zona Villorba. L'incidente è successo questa mattina alle 7 e quest'uomo del 1946 è in condizioni molto critiche all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ovviamente ogni aggiornamento nel corso di questa prima edizione. E noi ritorniamo a Padova per un'inchiesta che ha fatto davvero rumore e che è arrivata perlomeno in questa sua parte a un epilogo. Il sindaco di Padova con l'assessore allo sport commentano con una nota ufficiale l'archiviazione del loro procedimento per concussione nell'ambito dell'inchiesta sui lavori allo stadio Euganeo. C'è soddisfazione e felicità per la fine positiva di un percorso giudiziario. Il periodo certo non è stato facile, ma ora si potrà riprendere a lavorare. Il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina tirano un sospiro di sollievo per l'archiviazione delle loro posizioni nell'ambito dell'inchiesta sui lavori della curva sud dello stadio Euganeo. Giordani e Bonavina erano accusati di concussione. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dal pubblico ministero in riferimento delle presunte pressioni fatte da sindaco e assessore per accelerare il completamento della curva dell'Euganeo. Ovviamente c'è soddisfazione per l'esito, ho sempre avuto completa fiducia e massimo rispetto nei confronti della magistratura, ha dichiarato in una nota ufficiale il sindaco di Padova. Non avevo dubbi che l'esito sarebbe stato questo, ha commentato invece Bonavina, anche se il periodo è stato difficile. Giordani e Bonavina assicurano che per quanto riguarda i cantieri, i lavori ora procederanno con grande zelo sotto la guida dei tecnici responsabili, affinché la città possa raggiungere l'obiettivo nella massima trasparenza. Il cantiere della curva sud dello stadio Euganeo è fermo dall'8 novembre del 2022, quando è esplosa la notizia dell'inchiesta. Nonostante l'area sia stata dissequestrata lo scorso febbraio, per riprendere i lavori servirà un nuovo bando. Sul fronte dell'inchiesta, invece, proseguono le indagini sui presunti omessi controlli nei confronti dei due funzionari comunali. Per subappalto illecito sono invece indagati il legale rappresentante della ditta Estel, che aveva vinto l'appalto per la realizzazione della curva e dei due palazzetti, e il titolare della Tecnoedil, la ditta invece di subappalto. Rimaniamo a Padova per parlare di Movida. Al portello ci colleghiamo, lo vedo pronto il nostro Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno da Padova, siamo in zona Portello, ogni tanto qui torniamo, è la zona degli istituti universitari, zona che viene un po' definita la zona della Movida, perché il mercoledì sera c'è questo diciamo grande raduno degli universitari e ovviamente insomma ci sono anche le esigenze dei residenti che insomma vorrebbero giustamente riposare, quindi insomma c'è un equilibrio sempre un po' difficile da trovare su questo tema. Allora siamo tornati con Paolo Rossolato, associazione Stop Degrado Padova, ma anche residente, e quindi ovviamente la prima domanda è com'è la situazione qui, in particolare il mercoledì. Intanto grazie a tutti. La situazione il mercoledì peggiora sempre di più con la bella stagione. È un problema che comunque è noto da anni. Negli ultimi anni è sempre peggio. Ecco, questo è il problema. Tra l'altro lei non sa nemmeno cosa succede il mercoledì sera. Io il mercoledì me ne vado da Padova perché essenzialmente non è possibile riposare. Ecco, e questo è veramente brutto da dire e anche da fare, perché è frustrante anche per chi ci resta, chi non ha la possibilità di andarsene deve restare qui in questa bellissima piazza a sentire, se non sono concerti autorizzati, e questo è già di per sé molto grave, sono cose non autorizzate, quindi non sapendo a chi rivolgersi c'è sempre un rimpallo delle responsabilità e quindi questo è oltremodo, oltre che frustrante, è avvilente. Adesso c'è un documento insomma, che circola, che dovrebbe essere una carta ufficiale che poi arriverà anche in comune, tra le tante richieste anche quella di
diciamo, spegnere musica e rumori a mezzanotte? Potrebbe essere una soluzione, ho letto di ipotetiche, insomma, soluzioni previste anche dagli ex amministratori, di più controlli, di chiusure anticipate. Sono tutte cose che sono anche state fatte in passato. Il problema è che anche con i controlli non sono mai stati eseguiti, secondo noi che ci viviamo, quindi con cognizione di causa, non sono mai stati eseguiti bene. Perché un conto è venire qui a fare un controllo alle 6 e un conto è non venire a fare un controllo alle 2 di notte, quando comunque ci sono ancora schiamazzi, ci sono feste, c'è musica e quindi insomma non sappiamo bene se queste cose che ci sono state proposte e alle quali noi comunque crediamo, ma non sappiamo se porteranno dei risultati. Quindi controlli, soprattutto, diciamo, come ultima domanda, è la cosa più importante da fare? È anche questa una cosa molto importante, perché vanno bene i controlli che possono fare i navigli, vanno bene qualsiasi cosa, però cose fatte come l'anno scorso, mi vengono in mente gli street tutor, ecco, sono delle barzellette, sono dei palliativi che non hanno portato assolutamente a nulla e che sinceramente ci lasciano un po' sconcertati, tanto quanto le dichiarazioni del primo cittadino e dei vari assessori che minimizzano e continuano a minimizzare la questione, perché di questo si tratta, di una vera e propria questione di rispetto. Grazie a Paolo Rossolato, in bocca al lupo naturalmente. Vedremo, ecco, adesso i passi ufficiali, quindi le carte, le richieste e le discussioni che arriveranno fino in comune. Per il momento è tutto, restituisco la linea. E noi seguiremo come sempre, caro Federico, questa rivendicazione dei residenti e degli operatori del portello. Da Federico Fusetti a Luisa Bertini, da Padova a Torri di Quartesolo per parlare di ambiente e PNRR. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel comune di Torri di Quartesolo in compagnia del sindaco Diego Marchioro perché ci sono importanti novità relative ai fondi del PNRR che andranno a finanziare un nuovo ecocentro atteso da anni. In che cosa consiste? Il progetto dell'ecocentro è un progetto che onestamente abbiamo ereditato dall'amministrazione precedente. È un progetto importante perché riforma completamente la funzionalità dell'ecocentro, viene anche ampliato. Ecco, abbiamo ricevuto quasi 1 milione di euro, sono 959.000 euro e siamo contenti, ma abbiamo anche una difficoltà, che la stima del costo è stata fatta qualche anno fa ancora, quindi dobbiamo partire da una revisione dei prezzi e vedere che cosa si riesce ancora a fare con questo, oppure aggiungere dei soldi. Quindi il progetto rimane valido, è un progetto che prevede una funzionalità diversa perché prevede anche una parte di servizio 24 ore su 24 e chiaramente una maggior disponibilità di spazi, di cassoni per il deposito dei materiali. Sarà una riforma dell'ecocentro importante, anche se il nostro ecocentro comunque è nato come avanguardia, perché quando è stato realizzato a suo tempo era una novità. Ecco. Adesso però gli anni sono passati e c'è bisogno di un ampliamento e di una riforma. Ecco, quello che preoccupa sono anche le tempistiche, questo 2026 che incombe, che lei dice è dietro l'angolo. Certo, allora il PNRR ci dà tante possibilità, noi abbiamo portato a casa, oltre che questo 1 milione di euro, abbiamo portato a casa quasi 2,5 milioni per un asilo nido, e quindi sono lavori importanti che con l'ufficio tecnico diciamo che si fa fatica a reggere perché le procedure del PNRR e le rendicontazioni saranno molto importanti, anzi noi stiamo già rendicontando secondo il PNRR anche opere che non sono state fatte col PNRR e ci comportano un carico di documentazione veramente molto importante. Ci stiamo organizzando per farcela comunque. Ecco, io ringrazio il sindaco di Torri di Quartesolo e restituisco a voi la linea studio.
Luisa, grazie infinite per averci raccontato anche questo aspetto, quindi la cronaca che ci ha portato a Bassano e Venezia per delle operazioni importanti dei carabinieri, poi questo furto in un'azienda Orafa, un bottino da circa $500.000 di euro nell'area del Bassanese, e non è il primo. Insomma, vi stiamo raccontando un po' tutte le sfaccettature di questa giornata a Nord-Est. Lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno Martella. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ci sono tanti spunti di cronaca, dicevamo, ma altrettanti di politica. Lo possiamo vedere dall'Ansa.it. Il Senato approva il decreto migranti, ora passa alla Camera. 92 i voti favorevoli, 64 i contrari. Insomma, sappiamo che poi si sono registrate tantissime tensioni anche all'interno della maggioranza, soprattutto sul nodo della protezione speciale. Ci aggiorni, Martella, visto che lei è anche senatore, cosa sta accadendo, cosa è accaduto? Diciamo che è dovuto informalmente intervenire il Presidente della Repubblica con la sua moral suasion per evitare che la maggioranza approvasse un decreto che sul tema della protezione straordinaria o speciale andasse in controtendenza rispetto alla normativa presente e a quella in molti paesi europei. È un decreto di fatto inefficace, che non aiuta l'integrazione, che non si pone l'obiettivo realmente di gestire un fenomeno così importante a partire dal salvataggio delle vite in mare. Noi l'abbiamo criticato aspramente e siamo riusciti almeno a evitare quanto di peggio sul tema della protezione speciale sembrava potesse essere adottato, anche se il testo rimane un testo assolutamente inadeguato e insufficiente. Mi pare che la maggioranza proceda come sempre a slogan, a l'innalzamento di bandiere per muovere questioni identitarie e elettorali e non per risolvere i problemi. E questo arriva dopo giorni particolarmente convulsi a seguito delle dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, le parole, l'espressione sulla sostituzione etnica. A tal proposito, segretario, andiamo a Padova perché siamo entrati un po' nel vivo della questione e le mostro ovviamente al pubblico a casa questo servizio della nostra redazione, perché una demografa ci spiega cosa sta succedendo dal punto di vista demografico in Italia e nel Veneto. Quindi partiamo da qui, partiamo da delle evidenze numeriche e scientifiche. Il servizio. In Italia e in Veneto si fanno pochi figli, il dato della natalità anche nella nostra regione segue l'andamento del paese e si conferma tra i più bassi nei paesi occidentali. A dirlo sono i demografi che studiano il fenomeno da anni, ma in questi giorni il tema è tornato di attualità, soprattutto dopo le dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, secondo cui va bloccata la sostituzione etnica in corso, riferendosi alla massiccia immigrazione sulle coste italiane e parlando non solo di occupazione ma anche di welfare. Alessandra Minello, docente e ricercatrice del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, amplia la riflessione dopo le dichiarazioni del Ministro che hanno sollevato un polverone politico. Serve una riflessione più ampia. La prima è che quando si parla di lavoro femminile associato al lavoro dei migranti significa sapere di avere a che fare con un lavoro che solitamente è sottoqualificato, sottopagato, spesso irregolare, quindi si parla non di una parificazione tra le opportunità lavorative di tutta la popolazione, ma creare degli squilibri tra gruppi sociali e non dimostrare intenzione a superare questi squilibri. L'altro punto, che riguarda invece più specificamente la natalità, è da far presente che in realtà abbiamo una natalità e un tasso di fecondità recente, basso e decrescente
nella popolazione straniera. Anche gli stranieri che vivono nel nostro paese fanno meno figli, si è passati da una media di 3 figli ad inizio 2000 a 2 figli nel 2020. In tema di incentivi alla natalità, la proposta della Premier Meloni di detassare le famiglie che fanno figli non è una soluzione, spiega la professoressa Minello. Non basta, perché noi dobbiamo guardare alla complessità dei motivi per cui di figli chi ne desidera non ne ha. Intanto la genitorialità è preclusa a parte della popolazione. Poi abbiamo una questione di carenza di servizi in generale, nel senso che per esempio l'investimento del PNRR che è stato fatto sugli asili nido è sì utile, per quanto in realtà vada a coprire delle aree che già avevano accesso a questi servizi, ma ci sono per esempio delle realtà locali nelle quali questi servizi sono gratuiti, quindi l'estensione della gratuità degli asili nido per esempio è una direzione da prendere. Abbiamo una questione anche di precarietà lavorativa, soprattutto in alcune fasce che sono appunto le donne, i giovani e gli stranieri. Questo non aiuta, quindi bisogna agire sì sul mercato del lavoro, ma anche su tanti altri fronti. Abbiamo dei congedi parentali sbilanciati, che questo non aiuta la questione della cura. Insomma, il tema è davvero complesso e le parole di Lollobrigida sono risultate molto divisive. Martella. Penso che l'analisi fatta dalla docente dell'Università di Padova sia molto condivisibile. E però voglio partire dalle frasi del ministro Lollobrigida. Bisognerebbe che questi ministri stessero più in silenzio, producessero più fatti concreti, parlassero meno a sproposito e magari dimostrassero di essere un po' più preparati e meno ignoranti, a meno che il tema non sia l'ignoranza, ma sia proprio la volontà, anche in questo senso, di perseguire delle idee assurde, sbagliate, che si rifanno alle peggiori teorie del secolo scorso e nemmeno voglio nominarle. Quindi i ministri dovrebbero stare più in silenzio, invece ogni giorno c'è una dichiarazione. E il tema della curva demografica del nostro paese, che riguarda anche il Veneto, non si risolve solo monetizzando. Certo, anche noi abbiamo previsto l'assegno unico per i figli, ma si risolve con delle politiche complessive di welfare, come è stato indicato dalla professoressa che prima di me ha parlato, e che rendono il contesto un contesto adeguato a fare dei figli, ad avere una famiglia, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dei servizi, della sanità, degli asili nido. In terzo luogo, non bisogna assolutamente mettere in contrapposizione l'immigrazione con il lavoro femminile. Martella si è frizzato. Allora Martella, c'è qualche... si sta frizzando, allora le faccio sentire le parole proprio su questa espressione di Lollobrigida, del presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno, presidente Union Camere del Veneto, Mario Pozza, che dice: queste parole di Lollobrigida possono metterci in difficoltà a livello internazionale, anche sui mercati. Pozza. Ha fatto eco anche qui, perché io sono alla convention delle camere americane italiane all'estero, no? E dicono, ma insomma, queste prese di posizione dovrebbero essere insomma un po' più mirate, ecco. E c'è tanta opportunità eventualmente anche nei paesi latinoamericani, dove ci sono tanti italiani, da poter mettere in campo una politica di collaborazione tra governi e governi per portare in Italia manodopera, competenze e quindi anche questa potrebbe essere una strada da ripercorrere, come è stata ripercorsa qualche anno fa. Indubbiamente può essere motivo di interpretazione non positivo. Siamo in un momento molto difficile dove le imprese hanno necessità di avere manodopera, competenze, professionalità, e purtroppo questo vengono a mancare. Venendo a mancare questo si rallenta la produzione e di conseguenza non sei più competitivo. Potremo anche sfruttare la rete delle camere di commercio italiane all'estero. Il sistema camerale serve ad aiutare le imprese, no? Sia quello italiano ma anche quelle estere, nello svilupparsi, nell'attrazione di investimenti e soprattutto anche
nelle opportunità che i mercati possono dare esteri, ma se questi mercati li affrontiamo già con queste difficoltà è difficile. È un danno d'immagine a livello internazionale, Martella? Ma sicuramente la fiducia in un paese viene data anche dall'immagine che riesce a proiettare all'esterno e dalla reputazione. Quando ci sono polemiche ogni giorno, contrapposizione con altri paesi e una situazione che rende difficile i rapporti internazionali anche sul piano dell'integrazione, il nostro paese non fa certamente bella figura, quindi ha fatto bene Pozza a dire che queste parole mettono in difficoltà l'Italia e creano imbarazzo. Dicevo prima, non bisogna assolutamente contrapporre diciamo, l'occupazione femminile o quella giovanile con l'integrazione che viene dall'immigrazione. Noi abbiamo bisogno, lo dicono i nostri industriali, le nostre imprese, di tanta manodopera. Dobbiamo fare in modo che una parte di questa manodopera venga anche dall'immigrazione, meglio se con accordi tra i vari paesi che possano portare anche alla introduzione nel nostro paese di manodopera professionalizzata. Ho visto che si sta parlando di accordi con i vari paesi, con istituti tecnici superiori dei vari paesi, affinché per esempio in Veneto possano giungere persone formate e in grado di dare quel contributo fondamentale per la competitività del nostro sistema. E poi di questo parleremo nel corso di questa prima edizione anche con la Presidente della Coldiretti di Belluno, che si collegherà fra poco. Senta Martella, veniamo al territorio, una questione che riguarda Treviso, il carcere di Treviso, o meglio il carcere minorile. Lei ha presentato una interrogazione diretta al Ministro Carlo Nordio, perché? Perché nel corso di questi ultimi 2 mesi ho fatto visita per ben 2 volte all'Istituto Penale per minorenni di Treviso, che è chiuso, come sapete, a seguito della rivolta del 12 e 13 aprile scorso e che è stato oggetto di lavori di ripristino. Lavori che però rendono la struttura del tutto inadeguata, sia dal punto di vista della sicurezza per chi opera nel posto, sia dal punto di vista delle finalità rieducative, e quindi ho chiesto al Ministro della Giustizia se è a conoscenza di tutto questo, cosa pensa di questi lavori, se siano davvero propedeutici ad una riapertura di quel carcere e se non ritenga invece che quella struttura non sia più adeguata a quelli che sono i bisogni rieducativi dei detenuti che rispondono alla nostra Costituzione. Finalità che devono essere raggiunte e che in un istituto di quel genere, con minori e adulti assieme, proprio nel carcere minorile, cioè con ragazzi che hanno superato la maggiore età, con servizi sportivi. Oggi c'è qualche problemino con il collegamento del segretario. Prego, adesso la sentiamo. Vi chiedo scusa, non capisco di che cosa si tratti, e dicevo che per queste ragioni quindi ho chiesto al Ministro se ritiene che quella struttura sia ancora adeguata o se invece ci sono altri progetti in Veneto, perché così mi pare non facciamo del bene a nessuno, né agli operatori che mancano, né alla Polizia Penitenziaria che ha 11 persone meno in organico, né alle persone della giustizia dell'amministrazione penitenziaria, e quindi bisogna affrontare le cose seriamente. Nel corso di questi mesi ho cercato di farlo e per questo ho presentato un'interrogazione al Ministro. Grazie Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, buon lavoro, a presto. Grazie a voi e a presto. Arrivederci Martella. E io do il benvenuto, è qui in studio con me a Marco Martini, veterinario, dottor Marco Martini, è responsabile tra l'altro, direttore sanitario del centro di recupero della fauna di Treviso, se non sbaglio, quindi sì, questa è la denominazione centro corretta. Recupero fauna selvatica della provincia di Treviso. E avete già capito di che cosa parliamo, e non potrebbe essere altrimenti. Sono giorni di dibattito, un dibattito molto esteso, a tratti anche al fulmicotone, sulle sorti di questa orsa JJ4 che ha ucciso a morte, come sapete, un runner.
Tener. Nelle scorse ore di fatto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento, ma come sapete anche c'è in corso un braccio di ferro fra la provincia autonoma e il TAR. Ci aiuti, dottore, a fare chiarezza. So che il tema è difficile per certi versi perché in qualche modo coinvolge anche le coscienze di ciascuno. Sì. Che cosa sta accadendo in quell'angolo di Trentino e più in generale? Allora, lei ha detto bene, il tema purtroppo è scottante perché in realtà è un argomento multitematico, per essere precisi, perché le radici di tutto quello che sta succedendo andrebbero studiate con una situazione pregressa abbastanza remota, ovvero da quando l'orso è scomparso di fatto in tutto l'arco alpino, non solamente in Trentino. E di un progetto, parliamo di un progetto europeo, ricordiamocelo, perché il LIFE sono tutti progetti approvati dall'Unione Europea. Da questo progetto, dicevo, che è nato a fine degli anni 90 per reintrodurre una specie che di fatto era estinta. Il LIFE Ursus. Il LIFE Ursus, esattamente. In Italia non è l'unico LIFE, ce ne sono parecchi, solo che oggettivamente parlando questo è probabilmente quello di cui si parla di più, proprio perché ha a che fare con un animale decisamente particolare e per la sua biologia e per le interazioni che la stessa specie ha con l'uomo. Quindi l'excursus storico dovrebbe ricordarci, come dicevo prima, che stiamo parlando di una specie comunque ad alto valore biologico che era completamente scomparsa. È stato fatto questo piano di reintroduzione letteralmente acquistando un pool di 10 esemplari selezionati geneticamente dalla Slovenia. La Slovenia è una situazione abbastanza diversa dalla nostra, diciamo che 25 anni fa in Slovenia avevano 100 orsi, adesso ne hanno 1 migliaio, per dare un'idea. Fondamentalmente sono stati acquistati, è stato acquistato questo pool iniziale di soggetti futuri riproduttori e da lì, nell'arco degli anni, il progetto, oggettivamente parlando, ha avuto un successo quasi più che insperato, perché si parlava di avere almeno 40-60 orsi per avere una popolazione vitale. In realtà i numeri ci dicono che sono ben diversi, molto più alti, quindi dal punto di vista biologico, oggettivamente parlando, è stata reintrodotta una specie con successo. Qual è il problema? Il problema è che, come dicevo prima, non stiamo parlando di reintrodurre la starna, che è un uccellino di poche centinaia di grammi, stiamo parlando di introdurre l'animale, non un animale, ma l'animale che è soprattutto gli abitanti delle nostre Alpi, soprattutto da un punto di vista proprio della catena alimentare. E a complicare un po' purtroppo la cosa sta il fatto che stiamo comunque parlando in tutti i progetti di cui possiamo discutere, stiamo sempre parlando di zone dove comunque sia l'impatto antropico è elevato. E qui si aprirebbe un secondo tema, nel senso che l'impatto antropico per certe specie può essere deleterio, in certe situazioni paradossalmente può essere favorevole. La concentrazione di orsi che abbiamo in quella specifica e anche ristretta zona del Trentino, ma direi delle Alpi, sono fondamentalmente solo lì, sia perché sono stati reintrodotti lì, ma anche perché l'orso di fatto sfrutta le risorse dell'ambiente, ma sfrutta anche le risorse dell'ambiente antropizzato. I classici video o le classiche foto dell'orso che va a predare la pecora letteralmente nel giardino o che va a mangiare nel meleto, cosa significa? Significa che innanzitutto abbiamo a che fare con un animale con un'intelligenza che forse noi facciamo ancora fatica a comprendere. E di conseguenza abbiamo a che fare con un animale che si è semplicemente adattato alla situazione. Quindi la capacità trofica dell'ambiente in cui è stato reintrodotto, se prima aveva una portanza pari a 100, adesso ovviamente do numeri molto simbolici, adesso grazie all'uomo ha una capacità trofica portante pari a 100, 120, 150. Quindi di fatto è inevitabile che le interazioni con l'uomo ci siano e che possano in alcuni casi dare dei problemi, perché, ripeto, comunque sia l'orso è un predatore e anche se non vuole predare ha una forza talmente devastante che può letteralmente uccidere con una mano. E poi questi scatti anche veloci, insomma è un animale anche agile, nonostante corre ai 60 stazza. km/h nel bosco, che si arrampica quasi come una scimmia, cioè è un animale che letteralmente è sopra tutti gli altri, perché l'orso in natura non ha letteralmente rivali, non ha nessun essere vivente che lo possa in qualche modo contrastare.
E purtroppo, ripeto, le interazioni con l'uomo possono dar problemi. Come abbiamo visto. Parliamo di un ambiente dove di fatto non c'è una vera e propria distinzione come c'è in pianura tra il selvatico e il domestico. Letteralmente lì il bosco è dentro i giardini delle case, o se preferiamo, girandola dall'altro punto di vista, le case sono dentro il bosco, quindi in realtà basta uscire 100 metri fuori da casa che sia nel bosco. E quindi è evidente che i contatti ci sono, piaccia o non piaccia. Possiamo vedere dall'ANSA.it anche le parole pronunciate poco fa dal ministro alla transizione energetica Pichetto. Sopprimere l'Orsa JJ4 non può essere una vendetta, dice il ministro, che pure sottolinea la decisione finale spetta alla provincia autonoma di Trento, e sapete che la provincia autonoma di Trento vuole arrivare alla soppressione dell'animale. Il padre del runner ucciso dice: comodo uscirne uccidendo l'animale, il problema è più strutturale. Senta, dottor Martini, va soppressa l'orsa, sì o no? Allora, se mi chiede una mia opinione, non credo che sia corretto dargliela. Nel senso, io ho un'opinione che può essere quella personale, che da un lato è l'opinione del tecnico, dall'altro l'opinione di un veterinario che, oggettivamente parlando, non riuscirebbe ad affrontare emotivamente un'eutanasia in un animale del genere. Ripeto, ho avuto a che fare indirettamente con gli orsi, perché ho avuto a che fare in maniera anche abbastanza stretta con alcune delle persone che proprio ci lavoravano all'inizio, e se mi mettessi a raccontare tutti gli aneddoti che mi raccontavano, a volte sembra di avere a che fare con una persona, per quanto è complessa la psicologia di questo animale. Quindi se lei chiede a Marco Martini se Marco Martini sarebbe contento di andare a fare un'eutanasia, no. Cioè, oggettivamente dal punto di vista umano non ce la farei proprio, a dir di sì. Provo a fare uno sforzo e a togliermi da quella che è, tra virgolette, la mia testa, per seguire sempre l'excursus storico, come si diceva prima, e per guardare un po' anche le carte. E le carte, piaccia o non piaccia, seguono dei protocolli ben precisi, che sono in realtà di protocolli internazionali. Questi protocolli internazionali sono stati accettati e firmati alla nascita del progetto. Siccome le esperienze internazionali comunque avevano già dato delle indicazioni, perché gli orsi sono sparsi un po' in tutto il mondo e qualche incidente c'è sempre, in realtà quando hanno firmato il progetto LIFE hanno anche firmato un protocollo di monitoraggio e di sorveglianza dei soggetti, il quale protocollo, ripeto, piaccia o non piaccia, perché non sto dicendo che a me piace la cosa o che a me non piace, piaccia o non piaccia, il protocollo ha fondamentalmente messo dei parametri per valutare quali possono essere i soggetti, mi passi il termine, pericolosi, ma potrei dire confidenti o problematici, e ha fatto una sorta di scaletta proprio numerica a seconda degli atteggiamenti assunti dal singolo animale. Il protocollo dice che per una finta aggressione, adesso non ricordo di precisione, ma il concetto spero che sia chiaro, per una finta aggressione c'è un punto, per un'aggressione senza feriti c'è un tot punteggio, eccetera. Quindi fondamentalmente lei ci sta dicendo che serve una gestione diversa. Sto dicendo che in teoria la gestione era già programmata e che in teoria, ripeto, quest'orso, anche secondo l'ISPRA, che è l'organo fondamentalmente di consunto, l'organo consuntivo per la fauna selvatica a livello nazionale, è un orso che non può stare in natura perché è un orso che di fatto ha già fatto delle aggressioni, eccetera. Purtroppo, tra l'altro, una cosa che gioca a suo favore è la familiarità, perché la mamma ha dato dei problemi, i fratelli all'estero sono stati già battuti perché davano dei problemi. Quindi era un esemplare aggressivo con A me non piace il termine aggressivo, perché oggettivamente quello che hanno detto i genitori del ragazzo è vero, non è che l'orso abbia colpe. L'orso semplicemente vive e fa quello che gli dice la sua testa. In questo dibattito si sta umanizzando parecchio l'orso. Si sta umanizzando l'orso, e purtroppo in Italia siamo un popolo da stadio, nel senso che si fa il tifo per cui o è bianco o è nero. E quando purtroppo la biologia non è né bianca né nera, la biologia è fatta da mille sfaccettature e da mille sfumature che non sono sempre facili da comprendere nemmeno per noi che siamo in teoria i tecnici. Chiedo alla regia se per caso si è collegata nel frattempo Chiara Bortolas. Non ancora, mi dicono che ha dei problemi. Allora facciamo così, io vi mostro che cosa sta accadendo sull'altopiano di Asiago, perché non c'è soltanto l'orso in montagna, e non solo in montagna, ma soprattutto nelle terre alte ci sono le predazioni dei lupi, quindi questo è l'aggiornamento che arriva dall'altopiano.
Non c'è pace in altopiano, dove i lupi sono tornati in azione questa notte, colpendo nuovamente l'allevamento di asini di Ernesto Rigoni, a 2 passi dal centro di Asiago. Un branco aveva aggredito l'altra notte gli animali a pochi metri dall'abitazione, mangiando un asinello e terrorizzando i cani da guardiania dell'allevatore. E stanotte sono tornati. Questa mattina mi sono alzato verso le 8, ho trovato un'altra asina sbuonata vicino a quella di ieri, a 7-8 metri, non hanno neanche toccato la carcassa di quello di ieri. Hanno ucciso questa asina che era incinta, prossima al parto. La carcassa dell'asino predato l'altra notte non è stata nemmeno toccata. Poi i lupi si sono dedicati con calma al pollame del signor Rigoni. Inoltre hanno mangiato degli occhi, una tacchina, vuol dire che era già verso le 7 di mattina, 6:30. Ecco. Dopo la razzia i lupi sono tornati nei boschi e il branco è stato avvistato nei pressi di Gallio. E dopo li hanno visti, difatti mi hanno detto che qua sopra Gallio, sopra il Gasta, qua sono nella zona residenziale, li hanno visti passare verso le 7:15. Erano 4-5 lupi in mezzo alla strada, proprio erano panciuti, pieni di mangiare, sicuramente erano quelli che sono venuti a casa mia. Ernesto Rigoni non ce la fa più e già da un pezzo sta pensando di chiudere l'allevamento, già colpito molte volte dai selvatici. Dopo la predazione dell'altra notte si era sfogato dicendo che se non fosse cambiato nulla avrebbe portato il suo gregge in municipio come forma di protesta. Ora la resa è ancora più vicina. Sono così deluso che, guardi, non ho parole, ecco, non ne dico niente, basta. Nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. Questo poi è il tema. Il dottor Martini prima parlava di coabitazione, no? Tra fauna selvatica e poi residenti, zone antropizzate, chiamiamole così. Questo è il risultato, un malumore crescente da parte di quelli che poi sono i custodi della montagna, gli allevatori, gli agricoltori. Tra l'altro noi abbiamo delle immagini molto significative del lupo, immagini recente di una lupa a Baselga di Pinè, fra poco le vedrete. Anche questa è una presenza, insomma, sì. L'orso non riguarda più di tanto il Veneto, scorazza ogni tanto, sì, l'ultima volta, se non sbaglio, un anno fa proprio sull'altopiano di Asiago, 10 anni fa nel Bellunese, ma insomma sono episodi tutto sommato sporadici. Il lupo invece sta diventando una presenza fissa e arriva anche nei centri abitati. È successo ad Arsier, per esempio, quindi nel Feltrino occidentale, e non solo. Queste sono le immagini, possiamo vederle, recenti, fatte a Baselga di Pinè, quindi siamo sull'altopiano di Pinè, ma Baselga comunque è un centro abitato di un certo rilievo anche da un punto di vista turistico. Assolutamente. Ma guardi, i grandi carnivori, e ripeto, dal punto di vista faunistico, devo dire, per fortuna stanno ritornando in tutto l'arco alpino. Dell'orso abbiamo già parlato un po', il lupo sta avendo un andamento un po' diverso, nel senso che c'è stata una colonizzazione naturale del centro Italia, però effettivamente è diffuso in tutto l'arco alpino, anche perché il lupo è un animale che viaggia per centinaia di chilometri in pochissimo tempo, proprio molto più dispersivo dell'orso. E sì, in Veneto abbiamo una presenza costante e in forte crescita del lupo, assolutamente, tant'è vero che alcuni lupi della regione sono proprio seguiti tramite il collare, come l'esemplare che avete mostrato prima dall'Università di Sassari. E quindi, ripeto, anche il lupo di fatto è una presenza con cui ci si interfaccia sempre di più. Sta diventando una presenza quasi costante anche lo sciacallo dorato, per dire, che è molto più piccolo, però è sempre considerato un grande carnivoro. E in più adesso dovrebbe partire un progetto LIFE sulla lince in Friuli. Quindi, ripeto, è comunque una situazione in continuo evolvere ed è comunque una situazione con la quale dobbiamo interfacciarci, dobbiamo prepararci, perché da un lato posso capire l'allevatore che di fatto si trova in condizioni critiche per l'interazione del selvatico, dall'altro io effettivamente la vedo più dall'altro punto di vista perché mi occupo di selvatici, dall'altro bisogna anche tutelare i selvatici da noi, cioè come le dicevo prima la biologia non è bianco e nero, la biologia è sempre ha sempre molte sfumature. La sostenibilità. Sì, perché ad esempio adesso stiamo parlando dell'impatto del selvatico sull'uomo, ma purtroppo io vedo al centro di recupero ogni giorno, e mi creda è straziante vedere ogni giorno il contrario, ovvero il selvatico che di fatto è in difficoltà per l'antropizzazione. Parlo quasi sempre
o quantomeno nella grande maggioranza, di impatti, ma banalmente contro macchine, contro vetrate eccetera. Arrivano ogni giorno animali feriti, ma non solo da noi, in tutta Italia, perché comunque sono in contatto e collaboro anche con altri centri sparsi un po' per tutto il paese. Di fatto noi abbiamo un impatto forte sul selvatico, quindi quello che sarebbe importante capire è che c'è sempre un rapporto bionivoco in cui l'uomo da un lato aiuta, tra virgolette, dall'altro purtroppo penalizza, e in cui il selvatico stesso da un lato trae benefici, perché alcune volte li trae, e dall'altro però può creare disagi o può subire dei disagi esso stesso. Mi dicono che adesso è pronta, abbiamo risolto i problemi tecnici. Chiara Bortolas, presidente, neopresidente della Coldiretti di Belluno. Buongiorno Bortolas, tra l'altro congratulazioni per la nomina recentissima. Partirei proprio da questo tema di attualità, fauna selvatica. Sappiamo quanto il tema sia importante in provincia di Belluno, nella montagna, nelle terre alte. Voi lanciate periodicamente diversi appelli, mi ricordo quello per il cinghiale, quindi allungo la lista. Come la mettiamo? Allora, intanto buongiorno a tutti. La mettiamo che è difficile la convivenza nella nostra provincia con il numero elevato di selvatici che abbiamo in questo momento. Purtroppo dobbiamo conviverci, nel senso che questi animali ci sono e stiamo cercando di mettere in atto tutte le soluzioni che ci permettano di convivere con loro. Certo è che i danni da fauna selvatica ci sono molto evidenti, e noi comunque continuiamo a chiedere ai nostri associati di denunciare questi danni da fauna selvatica, in modo da poter avere dei dati da raccogliere e poi da presentare all'ente. Bortolas si è scollegata, adesso la rivediamo. Stavamo parlando di richieste danni, Bortolas? Sì, no, dicevo, li raccogliamo e facciamo da tramite con la provincia proprio per poter aiutare i nostri soci e per poter cercare anche di risolvere eventualmente il problema e per avere anche una localizzazione esatta di dove sono questi gruppi di animali selvatici. E intendo cervi, ma intendo anche cinghiali, intendo lupi, intendo tutti gli animali che in questo momento stanno causando dei problemi a noi come agricoltori. Quindi voi chiedete un monitoraggio, capire dove si trovano, dove sono, in modo da valutare anche eventuali rischi. Noi, oltre che chiedere il monitoraggio, facciamo proprio parte di questo monitoraggio, nel senso che nelle nostre aziende chi subisce dei danni segnala questi danni agli uffici competenti e di conseguenza si può avere anche una mappa di quali e quanti danni si hanno nel corso di un anno. Chiarissima. Le faccio una domanda. Secondo lei l'orsa JJ4 va soppressa? Allora, dal punto di io sono una biologa, peraltro, prima che un'agricoltrice, sono una biologa molecolare. L'orsa non va soppressa molto probabilmente, ma sicuramente c'è stato un errore nella gestione di questi animali che sono arrivati troppo vicini alle abitazioni, perché non parliamo di una persona che si è spinta ed è andata in località difficili da raggiungere per qualunque essere umano e anche per gli animali. Questa persona era fuori di casa, era a 200 metri da un parco dove di solito ci sono dei bambini. Non credo che fosse il povero ragazzo nel posto sbagliato, probabilmente l'orsa in quel momento si trovava in un posto un po' troppo vicino alle abitazioni. Dottor Martini, mi pare che stiate dicendo un po' la stessa cosa, o no? Sì, allora ci sono indubbiamente delle constatazioni di fatto che, al di là di chi le dica, sono più che confutabili. Poi magari io ho un punto di vista un po' diverso, nel senso che magari io parlo di interazioni, mentre da un punto di vista un po' più pragmatico c'è chi parla di danni, però, ripeto, le interazioni ci sono e, come le dicevo prima, sono molto bipartisan, perché da un lato succede in un verso, dall'altro purtroppo succede anche nell'altro. Però sì, la fauna selvatica, soprattutto per alcune specie, è in deciso aumento, che, ripeto, da un certo punto di vista è positivo ed è anche in evoluzione, perché comunque l'antropizzazione sta spingendo verso favorire alcune specie contro certe altre.
Questo è evidente. Permettetemi di cambiare argomento per un attimo, approfitto della presenza di Bortolas, siamo un po' in ritardo e quindi sintetizziamo e poi con Bortolas magari ci rivediamo anche più avanti. Senta Presidente, il nodo è quello della manodopera. In questi giorni stanno facendo discutere le affermazioni del Ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica e quant'altro. Non voglio tirarla per la giacchetta, non voglio un commento politico, ma resterei su un fatto: manodopera, assenza di manodopera e migranti, soprattutto in montagna, dove stiamo assistendo comunque nel Bellunese per esempio ad un inverno demografico senza precedenti. Anche qui qual è il giusto equilibrio? Allora, trovare il giusto equilibrio è sempre difficile, che mancano delle figure professionali anche all'interno della nostra provincia, nel settore agricolo ma anche in altri settori che sono strategici come quello del turismo. Se pensiamo di dover affrontare una stagione estiva dal punto di vista agricolo ma anche dal punto di vista turistico senza la manodopera necessaria, credo che molte attività si trovino in difficoltà, nel senso che non avranno il personale da dedicare a queste attività. Quindi se è necessario che arrivino persone che comunque arrivano da altri paesi per sopperire alla mancanza di manodopera italiana, purtroppo lo dovremo accettare. E non vede alternative. Ci sono dei numeri per la montagna bellunese, li avete calcolati? Cioè siamo sull'ordine di decine, di centinaia? Ancora, allora, dal punto di vista agricolo ancora non li abbiamo calcolati, anche perché la stagione adesso è, diciamo, in partenza, si è appena conclusa quella invernale, stiamo per affrontare quella estiva. Però è un dato di fatto che il cartello cercasi personale o gli annunci cercasi personale sono un po' diffusi su tutto il territorio provinciale per quasi tutti i settori, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Forse va ripensata anche la modalità del mondo del lavoro, perché molti scelgono, a torto o a ragione, anche di non lavorare il sabato e la domenica. Attività come quella agricola o come quelle legate al turismo principalmente vivono il sabato e la domenica. Presidente, in 30 secondi le chiedo se mi può rispondere, visto che è neopresidente di un'associazione importante come quella di Belluno, la sua priorità per l'agricoltura di montagna. Mi piacerebbe poter far capire quanto è importante il settore dell'agricoltura anche a tutti gli altri settori produttivi e fare in modo che l'agricoltura bellunese sia protagonista nei prossimi anni, perché ha delle aziende che meritano di essere alla ribalta, di essere conosciute anche fuori dalla nostra provincia. Chiarissima, grazie davvero, buon lavoro a Chiara Bortolas, neopresidente della Coldiretti di Belluno. Chiudo con lei, dottor Martini, chiudo con queste immagini che sono molto belle. È un sito che potete consultare anche pubblicamente, liferunner.eu. È un progetto LIFE, quindi un progetto transnazionale che si occupa di che cosa? Lo possiamo già intuire dalle immagini. Sì, il Life Lanner è un life sul falco lanario, in inglese il nome è Lanner. È una cosa che per me è anche molto importante dal punto di vista personale e devo dire un po' anche emotivo, nel senso che sono un consulente tecnico, sono il veterinario del progetto e mi è stato chiesto anche di far parte della commissione scientifica, quindi devo dire che essere chiamati dal profondo Veneto per un progetto così importante che in realtà si svolge in Lazio è anche un po' una soddisfazione, ma al di là di quello penso che sia importante che ci siano comunque progetti come questo, perché effettivamente, come le accennavo prima, ci sono alcune specie nel nostro territorio che sono decisamente in calo numerico, decisamente in crisi, e il lanario è una di queste. Forse è quella che una delle quali questo discorso abbia più senso. Purtroppo sta soffrendo molto proprio a causa dell'antropizzazione. Il lanario non è un falco come il pellegrino, è un falco molto più delicato perché di fatto è un falco di prateria e quindi purtroppo in Italia le praterie stanno scomparendo e il lanario
ne sta risentendo in maniera molto pesante. È un custode di biosostenibilità, possiamo dire questo? È un custode di biodiversità, diciamo, sì, e anche di biosostenibilità, e purtroppo siamo ormai alla soglia dell'estinzione. Infatti il progetto è molto ambizioso e confesso che quando mi hanno chiamato progetto già avviato ho detto subito di sì, ma tra me e me sapevo benissimo, e lo so tuttora, che ci stiamo mettendo in gioco, cioè ci stiamo letteralmente mettendo la faccia, perché sappiamo benissimo che ci sono talmente tante difficoltà, talmente tante incognite, che potrebbe anche non avere esito. E poi però ci proviamo. Dovevamo parlare anche un po' di fauna marina, allargare l'orizzonte, ma magari lo faremo, lo faremo alle prossime, insomma. Lo faremo perché, volentieri alle insomma, prossime. il tema è veramente interessante, appassionante. Adesso c'è questa vicenda che divide anche le coscienze, ma insomma è giusto parlare di natura e affrontare magari questo tema senza la balcanizzazione di queste ore. Grazie. Grazie dottor Grazie a lei. Martini, è stato preziosissimo. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo. Tanta la cronaca oggi, lo avete sentito, questo furto in un'azienda a Bassano del Grappa con un bottino da €500.000, un'azienda orafa, poi un'operazione dei carabinieri di Venezia che hanno recuperato delle anfore addirittura della Magna Grecia, l'operazione della Guardia di Finanza di Venezia su una nave 850 kg, pensate, di cocaina sequestrati, uno dei più grandi sequestri della storia recente nel paese, ma anche in Europa. Sono arrivate le congratulazioni anche della Premier Meloni, e poi tutti i temi legati all'economia fanno ancora discutere queste parole di Lollobrigida, sostituzione etnica. Le categorie economiche sono in parte in subbuglio, anche perché, come avete sentito, hanno bisogno di manodopera. Tanti davvero i temi, e poi vi ricordo la notizia che vi ho dato poco fa, questo pirata della strada a Villorba che ha investito questa mattina un uomo classe 1946 e si è dato alla fuga. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri di Treviso, l'uomo è gravissimo al Cafoncello. Tutti i dettagli, tutti gli aggiornamenti a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Io vi lascio ad Alice Montagnier con il suo ospite, il dottor Michele Canilla. Adesso c'è il meteo, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. In arrivo un altro carico di preziose piogge portate da una perturbazione che lambisce il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 20 aprile. Sul Veneto tempo diffusamente instabile, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni ovunque, localmente anche moderate. A carattere intermittente invece sulle zone orientali e costiere della nostra regione. Temperature nuovamente in calo, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 10 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza coperto, con piogge sparse, in genere abbondanti sulla zona montana, deboli o localmente moderate invece su pianura e costa. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti tra i 15 e i 17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo anche qui coperto, con precipitazioni diffuse, come vediamo, nevose oltre i 1500 metri di quota. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.